Benvenuti a Talk Talk Sardegna. Io non so dove sia finito né Ale né Piero. Cioè, Piero sì, perché dovrebbe avere un esame, però mi sono stati recapitati questi foglietti. Mo vado a leggerli. Caro Manu, dopo aver fatto fuori Piero, che era chiaro che ti serviva un altro tappabuchi. Girafoglio. Io a questo sfruttamento delle mie capacità non ci sto. Sono stanco di questo teatrino mediatico. Girafoglio. Ora guarda in camera e segui le parole scritte dal gobbo. Grazie, regia. Competenze giornalistiche 0. Gol al fantacalcio 0. Voglia di cercare ospiti 0. Il secondo anchorman più famoso della Sardegna dopo Enrico Mentana, la voce più conosciuta nel panorama sardo del web, con 170 cm d'altezza, con la media 3,27, con 110 lodi e bacio accademico, il re del pagliaccio al fantacalcio, Alessandro Manno, ed eccolo qua, Alessandro. Benvenuti a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Talk Talk Sardegna. Grazie Manu e ben ritrovati in questo appuntamento che, come sapete, ormai ogni sera vi fa compagnia dalle 19, dove trattiamo tutti i temi di attualità e ovviamente c'è Sanremo, e quindi anche noi ci adeguiamo a questa logica. Sono con noi oggi a parlare di un tema però importante, serio, quindi adesso ci ricomponiamo un attimo e iniziamo a parlare di quello per cui siamo qua. Lorenzo Pucci della nostra redazione. Ciao Lorenzo, che oggi sostituirei Piero. Ti senti pronto a questo incarico? Sì, prontissimo. Lorenzo. Ciao a tutti. Ed è con noi anche... No, se si allontana un pochettino, che Lorenzo ha la faccia un po' tagliata. Ok. Così è perfetto. Ed è con noi anche, ha dovuto assistere a questo nostro teatrino, e ce ne scusiamo, in diretta web, Lucio Caracciolo, giornalista, professore, direttore di Limes. Buonasera professore, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi, se volete ripetere il teatrino non c'è problema. Vabbè, magari poi replichiamo in chiusura. Però noi diciamo sì, facciamo ridere, cerchiamo di divertirci, ok? Però con lei siamo qua anche per parlare un po' di cose importanti, serie, che riguardano la più stretta, diciamo, attualità dello scenario politico internazionale. L'Imes, per chi non lo sapesse, è difficile, è un giornale che si occupa di geopolitica. Allora io parto subito con una domanda che diciamo un po' sistemica, se vogliamo. Diciamo che nel nostro paese i quotidiani, diciamo, la stampa generalista dà sempre prevalenza a quelli che sono i fatti di casa nostra e lascia un po' in secondo piano quello che accade nel mondo, anche che magari ci riguarda anche molto più da vicino come paese. Ecco, lei pensa che questo approccio che vede la politica interna o comunque i fatti interni prevalere su quello degli esteri faccia male al dibattito interno del nostro paese quando poi dobbiamo affrontare temi importanti di politica internazionale? Può anche modificare l'approccio che abbiamo noi con il mondo che ci circonda? Ma tutto quello che divide la casa da quello che è fuori, secondo me è un po' fuori luogo, nel senso che il fuori è molto spesso casa, e non vedere la connessione tra quello che ci pare fuori ma è pezzo di casa e la casa dove fisicamente siamo, quello sì è un bel problema. Manu, vai. Sì, una delle domande che ci è stata fatta dopo che abbiamo fatto il suo annuncio in queste ore era semplice, ma quanto me banale. Perché in questi giorni, cioè in questo periodo, la Russia ha un interesse, cioè storicamente, ma in questi giorni si palesa un'ipotesi di un'invasione o comunque sia di un attacco di qualsiasi tipo verso lo Stato dell'Ucraina? Perché la Russia non vuole avere in Ucraina l'America, molto semplice, in Ucraina ma in generale le sue frontiere. E siccome fra l'altro l'Ucraina è anche il pezzo di Russia, secondo i russi, da cui è Russia nata come impero, un millennio fa più o meno, ha anche un valore simbolico molto alto, ma fondamentalmente la Russia vuole spazio alle frontiere e vuole avere una fascia di paesi più o meno neutralizzati che la dividano dalla NATO. Allora, lei lo scorso aprile ha scritto un articolo dove in un certo senso prevedeva questa situazione. Parlò addirittura di un'ipotesi di scontro tra l'Ucraina e Russia. Visto lo sviluppo e visto anche lo spostamento dell'opinione pubblica, perché adesso principalmente si parla di Stati Uniti e Russia, però mi piacerebbe sapere se Ucraina e Russia in questo momento hanno intenzione di combattere o se, vista la situazione, si sta cercando di allentare e sono solo gli Stati Uniti che
spingono? Beh, intanto Stati Uniti e Russia sono la prima e la terza potenza mondiale, anzi dal punto di vista delle bombe atomiche la Russia è addirittura davanti agli Stati Uniti. L'Ucraina, difficile anche definirla uno Stato, è un paese diviso, fratturato. La Crimea è stata praticamente rapita dalla Russia o riportata a casa secondo i russi. Una parte della Ucraina orientale è dominata dalle milizie filorusse. Quindi, insomma, è un paese che ancora deve ritrovare se stesso o inventare se stesso. Invece la vera partita è, come dicevate, fra due potenze vere, gli Stati Uniti in quanto più o meno padroni in Europa e la Russia in quanto con difficoltà padrone a casa sua. E questa asimmetria è sempre meno tollerabile dai russi, che stanno cercando infatti di mettere gli americani contro gli europei o almeno contro alcuni europei e viceversa. Questo appunto l'ha detto anche lei, questa situazione porta l'Europa in un ruolo, anche se vogliamo, di sandwich tra queste due potenze, come appunto abbiamo potuto ben vedere. Secondo lei questa anche frammentazione dal punto di vista sia degli obiettivi di ogni singolo Stato, sia degli interessi che si hanno, potrà fare del male a quello che sta succedendo al confine con l'Ucraina, quindi questa frammentazione creerà le condizioni di uno scontro in cui l'Europa verrà tagliata fuori, oppure potrebbe essere un incentivo a capire che a un certo livello non si può più iniziare a ragionare per singoli stati se si vuole dare una risposta comune e se si vuole dare un senso anche a quella che è l'Unione Europea. Sarebbe un bel discorso se esistesse l'Europa, siccome però questa non esiste, è un discorso puramente teorico. L'Unione Europea, che comprende 27 paesi, e ce ne sono però almeno altrettanti in Europa che non fanno parte dell'Unione Europea, è un insieme difficilmente definibile, ma certamente non è uno Stato, non è un soggetto geopolitico. E poi all'interno di questa Unione, che tanto unita non è, abbiamo i paesi dell'est e del nord, in particolare la Polonia, i paesi baltici, ma anche la Svezia, la Finlandia, paesi che formalmente sono neutrali, che se potessero azzerare completamente la Russia sarebbero più che felici. Dall'altra parte ci sono l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, che sono abbastanza lontane dalla Russia, che hanno rapporti soprattutto energetici fondamentali con la Russia e che sono abituati a considerare la Russia comunque un interlocutore. Sì, appunto parlando di elettricità, in questo periodo la Russia sta annunciando che sta collaborando con la maggior parte degli stati europei, dichiarando che comunque sia la Russia continuerà sempre a dimostrarsi amica e a lasciare il prezzo cioè con nuovi contratti lasciando il prezzo dell'energia uguale. Domanda è, a noi conviene il fatto che oggi in questo momento storico si salvi il prezzo dell'energia alto come adesso? E poi non è che noi stiamo andando a combattere, andremo a combattere al fianco degli Stati Uniti e della NATO, soprattutto come Italia, una guerra che ci vede già sconfitti, quanto che comunque sia la Russia, l'import-export è molto importante per le nostre aziende. Ma io onestamente non credo che ci sarà una guerra vera, anche se onestamente non si può escludere. Allo stesso tempo è chiaro che i prezzi sono quelli, la Russia non ha alcun interesse a perdere i mercati europei, anzi, noi non abbiamo, anche se avessimo interesse, alcuna alternativa alla Russia. Sì, certo, gli americani ogni tanto ci fanno balenare il gas naturale liquido, che però non è in quantità sufficienti, e quindi alla fine questo legame di interdipendenza fra il fornitore e gli stati europei, in particolare l'Italia e la Germania, è abbastanza indissolubile. E i prezzi, ripeto, non li facciamo noi. Io vorrei anche un suo parere in merito a una questione che è stata un po' diciamo in agenda durante anche l'elezione del Presidente della Repubblica, che però è un po' passata sotto traccia, ossia una riunione, che era stata una conference call che era stata organizzata tra imprenditori italiani, a cui era diciamo anche invitato il presidente della Russia Vladimir Putin, che poi effettivamente ha parlato, che è stato organizzato in una situazione in cui comunque c'era questo clima di tensione che c'è tuttora, e a quanto pare il governo ha spinto per cercare
appunto ha convinto le aziende partecipate di Stato a non presenziare. Ecco, secondo lei era opportuno che questa riunione si svolgesse, e se la non presenza di un esempio popoloso come l'ENI aveva puramente un valore simbolico e poi nei fatti poco ha cambiato con i rapporti che potevano esserci tra Italia e Russia? Onestamente non capisco questi purismi, nel senso che tutti i paesi, gli americani compresi, hanno fatto grandi investimenti, la General Electric a San Pietroburgo, eccetera. Finché la situazione lo permette, non vedo perché dovremmo rinunciare a delle opportunità commerciali, non per ragioni geopolitiche o ideologiche, ci mancherebbe, ma semplicemente perché quelle aziende devono rispondere ai propri azionisti e quindi devono fare degli investimenti e delle politiche commerciali che siano adeguate. Lo facciamo con paesi di più vario regime e quindi si può tranquillamente fare come si è sempre fatto con la Russia. Lo facevamo con l'Unione Sovietica quando al potere c'erano i comunisti e adesso lo facciamo con questo regime che certamente non è comunista. Certo. Ok, io vorrei tornare un attimo indietro, vorrei tornare a parlare degli Stati Uniti, perché in questi giorni abbiamo assistito a qualcosa di strano. Da un lato abbiamo visto Biden che ha dichiarato che 3.000 soldati americani sarebbero stanziati nell'est Europa, in parte provenienti dagli Stati Uniti e in parte provenienti da basi NATO nelle vicinanze. Poi però è uscito un report di El País che dimostra dei documenti della NATO che in sostanza sposteranno delle armi strategiche dalle basi di Romania e Bulgaria. Perché non c'è una linea diretta? Si passa da azioni provocatrici per poi far uscire questi documenti che sembrano distendere. Guardi, siamo in una fase in cui tutti i documenti che escono, anche quelli che appaiono più normali, vanno presi con le molle. Siamo nella fase della propaganda, della disinformazione, c'è chi la fa meglio, c'è chi la fa peggio, ma trovare qualcosa di effettivamente reale e verificabile in questa fase è difficile. Quindi non so, certamente che siano 3.000, 4.000 o 2.000 o che siano un po' di meno, un po' di più, insomma non è che cambia la bilancia delle forze in Europa. Ecco, quello che invece conta è l'eventuale spostamento di armamenti pesanti o addirittura armamenti missilistici, perché quelli effettivamente hanno un peso diverso. Al di là del fatto che l'Ucraina entri o meno nella NATO, e non entrerà per il tempo prevedibile, quello che preoccupa i russi è che le basi americane avanzino sempre più verso il Cremlino. Beh, Manu. Sì, grazie Ale. Vorrei cambiare fronte e passare a quello italiano. L'Italia come è messa dal punto di vista geopolitico? Se conta ancora qualcosa e come valuta lei l'operato dei nostri diplomatici nel mondo? L'Italia conta molto più di quello che pensa di contare, purtroppo è un contare puramente oggettivo, cioè non dipende tanto dalla nostra capacità, ma da due fattori, anzi tre forse. Il primo è la collocazione geografica dell'Italia in mezzo al Mediterraneo, siamo come una specie di pontile europeo proiettato verso l'Africa, dove si concentrano la maggior parte dei conflitti, degli stati fragili, del caos, da dove provengono ondate migratorie, eventuali minacce terroristiche, quindi l'Italia è un paese alla frontiera. Secondo, l'Italia è comunque un paese decisivo dal punto di vista dell'Eurozona, nel senso che se andiamo a gamba all'aria va a gamba all'aria tutta l'Eurozona e con l'Eurozona va a gamba all'aria anche un bel pezzo di finanza e di economia mondiale. Terzo, perché i principali paesi europei, ma anche altre potenze esterne come la Russia, come la Cina, per le ragioni che ho citato, soprattutto per la posizione geografica dell'Italia e per il fatto che ci sono molte basi americane in Italia, guardano all'Italia come un obiettivo interessante da destabilizzare o, da parte di alcuni vicini europei, tenere in piedi per evitare che l'instabilità arrivi fino a loro. I nostri diplomatici sono bravissimi, ma questa è la situazione e la debolezza politica, la debolezza istituzionale del nostro paese la vediamo ogni giorno. Lorenzo. Io ho fatto una piccola puntualizzazione perché concordo, e questo l'abbiamo visto anche di recente quando c'è stata una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea per parlare di Ucraina e il nostro ministro non c'era.
perché è impegnato con le discussioni sul Presidente della Repubblica. Quindi in un certo senso sì, è una situazione un po' particolare. Vorrei spostarmi però e vorrei parlare di Cina, perché diciamo che non viviamo più in un mondo bipolare, ma ci sono tantissimi attori che governano le trame diplomatiche del mondo. E mi piacerebbe sapere se la Cina ha degli interessi riguardo questa vicenda. Io ho letto che domani Xi Jinping e Putin rilasceranno una dichiarazione congiunta dove si parlerà del futuro delle relazioni internazionali. Sicuramente ci saranno anche dei riferimenti a questa vicenda. Cosa ne pensa lei? Speriamo che non si copino il tweet a vicenda, allora. Speriamo di no. Magari vedono questo e cambiano idea. Ma no, penso che la Cina possa essere alla fine, semmai una fine, ci sarà il vincitore di questa partita, perché gli americani con l'intervento a sostegno della rivolta di Euromaidan, cioè di quella rivolta che nel 2014 cacciò un presidente filorusso da Kiev, cioè dal governo ucraino, e cambiò appunto il regime dell'Ucraina. Da quel momento l'America sostanzialmente ha spinto la Russia in braccio alla Cina, senza possibili alternative, e mettere insieme il nemico principale, cioè la Cina, e il nemico numero 2, cioè la Russia, è un'operazione piuttosto rara nella storia. Cioè normalmente le grandi potenze cercano di dividere i nemici, ce l'hanno insegnato a scuola. Non so, probabilmente gli americani sono più furbi di noi e hanno capito che in questo modo ci guadagnano. Se invece avessero ragione i nostri maestri di scuola, il famoso divide et impera, beh, allora sicuramente la Cina potrebbe approfittare di questa tensione, per esempio per guadagnare posizioni nei mari cinesi, insomma intorno a se stessa, e per sentire meno stringente la morsa degli Stati Uniti intorno a se stessa. Io volevo farle sempre anche una domanda riguardante alla Cina, che è un po', diciamo, sul futuro che potranno avere le relazioni internazionali del paese nei confronti del resto del mondo, ossia che alla fine tra i grandi, come posso dire, il grande potere degli Stati Uniti non era soltanto un potere militare, economico, certo, ma era anche un potere culturale, quindi anche di poter influenzare culturalmente i popoli. Questo potere lo avrà la Cina, cioè riuscirà a costruirlo, lo vuol costruire, o si fermerà soltanto a un livello puramente economico di sostegno, magari lo stiamo vedendo in paesi come dell'Africa o altri? Questa è la domanda delle domande, la mia risposta oggi è no, domani non so, ma immaginare che il marchio Cina possa valere quello americano, che lei giustamente usava l'imperfetto, valeva molto, adesso vale ancora parecchio, ma certamente non come prima, beh, mi pare un po' improbabile. La Cina d'altronde è sempre stato un impero chiuso su se stesso, non ha mai preso il largo. Infatti solo negli ultimi anni la Cina ha cominciato a costruirsi una flotta e solo negli ultimi anni ha lanciato questo grande progetto delle vie della seta, quindi non ha nemmeno una grande conoscenza del mondo, e questo è un grosso problema per la Cina. Quindi no, resto dell'idea che sia un'operazione complicata. La prossima domanda, ci stiamo avvicinando alla chiusura, è se ci può raccontare cos'è la scuola di Limes, i corsi che si fanno. Noi abbiamo fondato l'anno scorso la scuola di Limes e il sottotitolo recita Non Accademia di Geopolitica e di Governo. È aperta ai giovani e anche a dei seniores. Cosa vuol dire non accademia? Che si fanno cose che non si fanno all'università. Cioè cerchiamo di raccontare il mondo, i conflitti, i rapporti di forza, come funzionano le potenze, a partire dai dati di realtà e non a partire da grandi teorie. Se uno esce dall'università, da scienze politiche, oggi magari pensa che il mondo sia governato dalle Nazioni Unite e che magari Putin piuttosto che Biden, prima di fare questa o quella mossa, degli scontri di interessi fra potenze, cerchiamo di confrontare i punti di vista, li cartografiamo, perché chi conosce l'Imes sa che le nostre carte sono un po' il punto di partenza di tutti i ragionamenti, e quindi questa è la nostra specialità. E di governo nel senso che in questa scuola convochiamo dei decisori
sia a livello economico, sia a livello politico, sia a livello privato, sia a livello pubblico, che spiegano quello che fanno, e quindi è una scuola pratica. Lore, ti lascio a te poi una delle ultime domande di chiusura Sì, sempre sull'argomento. mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto in precedenza sul prendere con le pinze le informazioni, specialmente in quest'ultimo periodo dove la propaganda agisce indisturbata. E le volevo chiedere quanto è difficile per chi si occupa di questo settore, quello degli affari internazionali e della geopolitica, riuscire a sopravvivere in un mercato dove ormai è facile parlare di questi argomenti e riuscire allo stesso tempo a portare un'informazione di qualità. Ma è una questione intanto di passione, devi credere in quello che fai, ti ci devi impegnare, e su questo sono pronto a mettere la mano sul fuoco, non tanto su di me quanto su tutti coloro che collaborano. E poi devi essere capace di ascoltare i punti di vista più diversi, di confrontarli in maniera la più libera possibile e quindi renderti conto di come stanno le cose. A quel punto tu hai un prodotto che onestamente sul mercato, certamente italiano, ma oso dire non solo italiano, non è così ovvio quello che troviamo normalmente nei media, non passa questo tipo di scrutinio. Perfetto, allora io direi che stiamo andando in chiusura, abbiamo fatto una bella chiacchierata sui temi anche più importanti, perché ci sarebbe ovviamente da parlare di tantissime cose, poi eventualmente se vorrà sarà di nuovo nostro ospite per Un parlare piacere. di temi anche sicuramente succederà qualcosa. Manu, lascio a te l'ultima domanda che un po' caratterizza anche il perché del nostro nome della puntata. Il nostro format si chiama l'aperitivo. Se noi un domani la troviamo in giro e volessimo offrire l'aperitivo, cosa dovremmo offrire al professor Caracciolo? Ho il difetto di essere analcolico, quindi prendo un crodino o un Sì, sì. Sono un appassionato.